Benozzo di Lese, detto Gozzoli dal Vasari, non si conosce la motivazione di questo appellativo, fu allievo di Beato Angelico nella realizzazione degli affreschi del convento di San Marco a Firenze nel 1445. La sua formazione artistica avvenne parallelamente allo sviluppo della pittura fiorentina del Quattrocento, ma influenzata anche dalla ventata di novità rinascimentali, dalla poetica fiabesca e dal gusto decorativo di Gentile da Fabriano, dal cromatismo morbido e dal sentimentalismo del frate domenicano Beato Angelico, dalle atmosfere create dai pittori fiamminghi con la loro cura maniacale dei particolari. La sua fama di artista crebbe in Umbria, dove lavorò intensamente lasciando testimonianza del suo talento a Montefalco, nei pressi di Foligno. Nella chiesa di San Francesco si possono ammirare gli affreschi dell'abside con le storie di San Francesco. A Firenze Gozzoli ricevette dai Medici un compito importante di grande prestigio: affrescare la cappella privata all'interno di Palazzo dei Medici. Benozzo realizzò così la Cavalcata dei Magi, uno splendido esempio di illustrazione di un evento storico avvenuto nel 1439, quando i Greci arrivarono in processione a Firenze durante il concilio di quell'anno. Il concilio si proponeva i seguenti scopi: trattare l'unione con la Chiesa ortodossa, estirpare l'eresia dilagante, riformare la Chiesa. Salendo al primo piano di Palazzo Riccardi a Firenze ci troviamo di fronte alla Cappella dei Magi affrescata da Gozzoli. La Cavalcata dei Magi ci offre un paesaggio incantato dove ad azzardi prospettici e scorci da manoscritto miniato si fondono spunti di carattere fiabesco a momenti storici, accanto all'inespressività dei volti dei personaggi, la staticità dei loro movimenti, la ricchezza di particolari. Nell'opera compaiono personaggi che parteciparono all'evento e altri dell'epoca, come Piero de' Medici, l'imperatore d'Oriente Giovanni VIII, il patriarca di Costantinopoli, Lorenzo il Magnifico. È possibile ravvisare somiglianze con un capolavoro del gotico internazionale in Italia, Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano.